È stata una settimana abbastanza difficile per il Piacenza. La sconfitta contro l'Atalanta ha lasciato il segno. È stata aperta anche un'inchiesta, lo ricordiamo, per il gran numero di scommesse su quella partita. Il Portogruaro, terzultimo in classifica, cerca il bis dopo il successo contro l'Albino Leffe. Le formazioni, ci sono tantissimi assenti. Il Piacenza è in campo con Cassano tra i pali, Avogadri, Rickler, Gervasoni e Anaclerio in difesa, Cofie, Catinali che rientra dopo 2 mesi e Bianchi in mezzo. In attacco giocano Piccolo, Guzman e Sbaffo. Queste invece le scelte di Andrea Agostinelli, oggi in tribuna perché squalificato. Al suo posto c'è Luigi Danova. Rossi in porta, Espinal, Cristante, Franceschini e Madaschi in difesa, Tarana, Schiavon e Scozzarella in mezzo. Cunico è il rifinitore a sostegno delle 2 punte, Scarpa e Altinier. Dirige Roberto Bagalini fermo, 12° gettone in Serie B. A Piacenza il cielo è coperto, intorno a 16 gradi la temperatura. Studio a Piacenza, dove si gioca da 2 minuti 0-0 tra Piacenza e Portogruaro. Il Piacenza in maglia rossa in grandissima emergente. Intanto seguiamo questo attacco del Portogruaro, il grandissimo diagonale di Altiniere, la grandissima risposta di Mario Cassano. Dunque la prima occasione da gol per la formazione ospite, il grandissimo destro al volo di Altiniere, l'attaccante del Portogruaro, e la grandissima risposta di Cassano. Dicevamo del Piacenza in grande emergenza, mancano infatti gli attaccanti Cacia, Guerra e Graffiedi, e manca anche Damiano Zenoni. Nel Portogruaro in maglia bianca quest'oggi non ci sono invece Gerardi, Esposito, Pia, Cibocchi e Lanzoni. Anche per i veneti dunque grandissimi problemi. Seguiamo intanto questo calcio d'angolo per la formazione veneta del Portogruaro. Attenzione, adesso siamo al limite dell'area, attacca ancora la formazione ospite ma c'è un fallo, dunque il gioco è fermo. Siamo adesso al terzo minuto, Piacenza 0, Portogruaro 0. Studio. Sì, è il primo tempo. Attenzione, il vantaggio del Portogruaro a Piacenza al 46° minuto con Cristante. Dunque Piacenza 0, Portogruaro 1. A te la linea. A Piacenza siamo nell'intervallo ma poco prima della fine del primo tempo, dunque la situazione è cambiata qui allo stadio Leonardo Galilei. La formazione ospite del Portogruaro è passata in vantaggio al 46° minuto con Cristante che ha ingannato con un tiro cross dalla distanza, dalla destra, dallo spigolo in pratica dell'area di rigore, il portiere del Piacenza Mario Cassano. Davvero un bel gol ma con la complicità dell'estremo difensore Emiliano. Dunque la situazione al termine del primo tempo, Piacenza 0, Portogruaro 1, il gol di Filippo Cristante al 46°. Studio. Il raddoppio del Portogruaro al 35° minuto con Altiniere, dunque cambia ancora il punteggio, Piacenza 0, Portogruaro 2. A te la linea. Sono 34 minuti 30 secondi, Modena 1, Pescara 0, Piacenza. Dove quindi la situazione è cambiata ancora. Adesso la formazione ospite, il Portogruaro conduce qui al Garilli sul Piacenza per 2-0. Allora vi raccontiamo subito il secondo gol firmato da Christian Altinier. Per lui 10° gol in questo campionato, davvero molto bello, fa tutto bene Altinier sulla corsia di destra, si beve un avversario, si beve May in particolare, arriva a tu per tu con Mario Cassano e lo fulmina con un sinistro preciso che non dà scampo al portiere del Piacenza. Ma davvero molto bella l'iniziativa personale di Christian Altinier. Dunque Piacenza sotto di 2 gol, ma questo è un vantaggio davvero strameritato per la formazione veneta allenata da Andrea Agostinelli. La situazione 37° minuto, Piacenza 0, Portogruaro 2. Studio. Diagonale. Il gol del Piacenza al 44° minuto con Guzman. Dunque cambia ancora la situazione, Piacenza 1, Portogruaro 2. A te la linea. Seriato il punteggio, Modena 1, Pescara 0, Piacenza. Dove siamo nel secondo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Roberto Bagalini di fermo. La situazione dunque è cambiata, Piacenza 1, Portogruaro 2. Allora vi raccontiamo rapidamente il gol della formazione emiliana, il gol di Guzman. C'è stato un cross dalla destra, il perfetto stacco di testa di Guzman, del paraguaiano, stacco di testa perentorio, niente da fare stavolta per il bravo Francesco Rossi. Davvero un bel gol. Adesso mancano esattamente 3 minuti al termine della partita, Piacenza 1, Portogruaro 2. Studio. A Piacenza, dove mancano una trentina di secondi al termine della partita. Siamo infatti entrati nel 50° minuto, Piacenza 1, Portogruaro 2. Dunque davvero ultimissimi assalti da parte della formazione di Armando Madonna per cercare di ristabilire la parità, ma attenzione però al contropiede del Portogruaro. Attenzione, interviene Varese, è finita la partita. D'accordo Forma, dicevamo che mancano a questo punto soltanto 10 secondi. Attenzione però a Marchi, la conclusione dal limite dell'area del numero 44 del Piacenza e la risposta a terra molto bella di Francesco Rossi.
10. Dunque l'opportunità sul filo di lana per il Piacenza di pareggiare, nulla da fare, però non cambia il punteggio, il tempo regolamentare è scaduto, compreso il recupero. Il direttore di gara sta portando per la verità il suo fischietto alla bocca. Adesso c'è il rilancio lungo e pallone sui piedi di Gervasoni. Siamo nel 51esimo minuto, Piacenza 1, Portogruaro 2. Allora Provenzali, attendo istruzioni, mancano davvero pochi secondi. Attenzione Provenzali, Un attimo, andiamo per ordine. Chi è che doveva intervenire? Allora Modena, perché la partita è terminata con il Modena che ha battuto il Pescara per 1-0. D'accordo, allora adesso andiamo a Piacenza. Scusa, per Provenzali, vedere. sì, è terminata proprio in questo istante. Dunque Portogruaro batte Piacenza 2-1. Rapidamente ricordiamo i marcatori: Filippo Cristante al 46esimo minuto e poi nella ripresa Altinier e Guzman. Dunque è tutto a te. Ha vinto la formazione ospite, ha vinto il Portogruaro per 2-1. Diciamo subito che è una vittoria meritata per la squadra di Andrea Agostinelli, più brillante praticamente da subito. Vantaggio di Cristante poco prima dell'intervallo e raddoppio del Portogruaro nella ripresa con Altinier. 10° gol per lui in campionato, 10° gol dunque per l'attaccante mantovano. Il Piacenza si è svegliato davvero troppo tardi, ha giocato male la squadra guidata da Armando Madonna, che incassa così la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Bergamo. Per i veneti invece secondo successo di fila. Grazie per l'assistenza tecnica a Mario Rubato. Da Piacenza è tutto, ribadisco soltanto il finale: Portogruaro batte Piacenza 2-1. A te la linea.